Seconda vittoria consecutiva, sesta nelle ultime 7 partite per l'Umana, che piega Alta Liercio 76-71 Leppicasa e sale a 26 punti in classifica. Dopo 2 successi di fila si arresta la marcia di Brindisi, che rimane a quota 12 in graduatoria, più 4 sulla zona rossa occupata da Pesaro. Esordio nelle fila della Reyer per Austin Day, anche ex VL. Buona la partenza di Peric e Bramos, e i padroni di casa si portano sul più 10 dopo 8 minuti. Risposta di Tepic, 21-16 al 10°. La Stella del Sud tira meglio degli avversari dal campo e con Mesicek e Lelin rientra a -3, 36-33 all'intervallo. In avvio di ripresa Lelin e Smith capovolgono la situazione di punteggio. Johnson e Cerella non ci stanno, più 6 Venezia al 31°. Leppicasa scrive al referto 6 punti in 5 minuti e scivola a -10. Moore e Smith non gettano la spugna, -2 Brindisi al 37°. Nel finale Bramos e Watt chiudono definitivamente i giochi, -3 nel saldo recuperate perse per i campioni d'Italia contro il -8 dei viaggianti. 21, 8 rimbalzi e 6 falli subiti per Peric, 15 per Bramos, 11 per Johnson, 6 assist di De Nicolao. Dall'altro lato 16 per Mesicek, 15, 14 palloni catturati e 6 falli subiti per Lelin. Stesso score per Tepic, 10 e 7 assistenze per Moore.